Così terminata con il risultato di 10-4 l'ultima sfida di campionato tra Palermo Futsal Club e Bonifato Alcamo, una vittoria per i rosanero che si rilanciano in occasione e in vista soprattutto della finale playoff che giocherà per l'ultimo posto in Serie C1, siamo qui con il capitano Vito La Fiura. Che gara è stata? Buonasera a tutti, innanzitutto è stata una gara bella maschia, una partita bella intensa. Loro si giocavano tanto, erano all'ultima spiaggia, noi speravamo sempre nella sorpresa dell'ultimo minuto, non c'è stata, l'abbiamo giocata, complimenti a loro che sono una buona squadra, inspiegabile come mai loro sono in quella posizione di campionato, di classifica, però ahimè è così, però è stata una bella partita. Bisogna fare sicuramente i complimenti al Pioppo per la vittoria del campionato, ma ancora la C1 si può raggiungere con la sfida che sarà poi tra la vincente tra Altofonte e Rotoro San Vincenzo. Seguirai la prossima partita tra di loro per sapere anche chi sarà il tuo prossimo avversario? Allora, innanzitutto i complimenti vanno di sicuro al Pioppo perché il Pioppo ha fatto un'ottima stagione. Ovviamente bisogna saper vincere, ma bisogna anche saper perdere. Il Pioppo ha fatto un'ottima stagione, sono stati quelli più continui. Il campionato gli ha dato ragione, complimenti al Pioppo per la promozione. Quanto riguarda noi, abbiamo il Jolly da giocarci con la finale playoff. Andrò a vedere la partita, ma non tanto per occhio interessato perché arrivato a questo punto o Altofonte o San Vincenzo cambia poco. Sono tutte e due squadre temibili, sono due ottime squadre, quindi ci andrò più per una giornata di sport visto che sono appassionato. Oggi Mister Gentile ha dato minutaggio a tutti, nessuno escluso, anche coloro che magari hanno avuto nelle ultime settimane un po' meno minutaggio, oggi sono scesi in campo, hanno segnato, hanno fatto assist. Quanto è importante avere un gruppo così che chiunque giochi comunque non abbassi il livello? Ma la nostra squadra è composta da elementi forti, quindi tra virgolette chi gioca più, chi gioca meno ha poca importanza. Ci sono giocatori che hanno giocato di meno ma comunque avrebbero meritato di giocare di più. Adesso il mister ha dato giusto spazio a tutti e loro hanno risposto presente come è giusto che sia, che il mister le opportunità le dà a tutti. Sta a noi farci trovare pronti. Quale sarà la settimana tipo in occasione della partita di Vito La Fiora? La settimana tipo è sempre la stessa, ormai tanti anni che mangio calcio a 5, quindi alla fine non è che ci sia un rituale specifico. È sempre la stessa, l'importante è esserci con la testa, il fisico ormai quello che è, bisogna allenare la testa e stare con la testa a posto durante la partita.